Giornata di presentazione della lista e inaugurazione della sede elettorale anche per Sardegna in Comune, che alle prossime elezioni regionali sostiene Massimo Zedda, candidato alla carica di presidente per Progressisti di Sardegna, una formazione politica, Sardegna in Comune, nata qualche mese fa e che vede in prima linea amministratori locali che hanno aderito al progetto nazionale Italia in Comune fondato da Federico Pizzarotti, sindaco di Parma. Alla presentazione del programma hanno partecipato i candidati del Collegio di Nuoro, Sebastian Coco, Francesca Fiori, Luigi Moritu, Maura Fancello, Vincenzo Rodi e Marilena Roic. L'obiettivo è quello di sostenere la candidatura del sindaco di Cagliari alla carica di presidente della regione e portare in Consiglio regionale l'esperienza che arriva dalle periferie, dall'aver amministrato i comuni che in questi anni sono stati spesso trascurati dalla politica regionale e nazionale con tagli ripetuti alle risorse. L'obiettivo è quello di portare nel più alto consesso della politica sarda la voce delle comunità locali dell'interno che puntano su cultura e ambiente per rilanciarsi. A Nuoro ha presentato la squadra di candidati anche il partito Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale. Lo ha fatto nella sala conferenze dell'ex MEA alla presenza di Maurizio Cadao, coordinatore provinciale del partito, e dell'ex parlamentare Bruno Murgia. Fratelli d'Italia sostiene la candidatura alla presidenza della regione di Cristian Solinas del centrodestra. Nel collegio di Nuoro i candidati sono Cristiano Loddo, Daniele Maoddi, Grazia Mulas, Viviana Niedu, Pierpaolo Sau, Giovanna Maria Vizzari. L'obiettivo è quello di riportare il centrodestra alla guida della regione dopo l'esperienza di governo del centro-sinistra, la cui gestione è stata definita pessima. Tra i punti programmatici più importanti di Fratelli d'Italia è il no all'ASL unica, iniziativa per la quale il partito ha raccolto delle firme. Il programma è in linea con quello del centrodestra, dai trasporti alla zona franca, con alcune caratterizzazioni proprie di Fratelli d'Italia, maggiore attenzione alle famiglie, al mondo della produzione e in particolare al turismo, all'artigianato, all'agricoltura e all'allevamento.